specificità, conoscenza, ambiente. Ne avete parlato e non mi voglio trattenere troppo. Ormai vado più per immagini, più per fotografie che per discorsi un po' articolati. Ma abbiamo avuto un tempo in cui, non a parole, ma abbiamo riconosciuto la necessità di investire nel futuro e di investire non nell'ennesima strada, nell'ennesimo marciapiede, ma di investire nelle infrastrutture immateriali, riconoscendole come il valore più importante, come l'infrastruttura più importante per una società. Non a parole, con atti concreti che hanno fatto sì che, diversamente da quanto qualcuno tenta a riconoscere, negli ultimi 3 anni la Sardegna, che era all'ultimo posto in Italia nelle graduatorie delle competenze di base, le cosiddette OCSE Pisa, competenza logico-matematica, di comprendere un testo scritto, in 3 anni ha fatto un balzo in avanti di 5 posti. E quel piccolo nostro grande balzo in avanti ha permesso all'Italia di fare un piccolo balzo in avanti in Europa. L'Italia che è indietro in Europa e noi che eravamo all'ultimo posto in Italia. E oggi non siamo più all'ultimo posto, ma con 5 posizioni scalate. 5 posizioni scalate che rischiano di essere non solo bloccate lì, ma irrimediabilmente compromesse, con un atteggiamento nei confronti della scuola che è quello di cui abbiamo assistito in questi anni e cui vi risparmio. Gli investimenti nella scuola a tutti i livelli, la scuola fino alla università e fino alla formazione post-universitaria. La settimana scorsa, o qualche giorno giù di lì, abbiamo assistito ad una importante delibera della giunta regionale che decide, l'assessore al lavoro se ne occupa, della formazione post-universitaria, decide di trasformare il Master MBEC in formazione post-universitaria gestita da chi? Dal Centro Regionale di Formazione Professionale, si chiama CRFP. Per cui siamo passati dalla formazione post-universitaria che mandava le nostre persone negli Stati Uniti, che ha mandato persone di Benetutti a Stanford, che ha mandato persone di ogni paesino della Sardegna in giro in Europa, in giro negli Stati Uniti o in giro in altre università italiane. Beh, nel futuro li manderemo al CRFP di Mulino Becciu o al CRFP di Sassari. Dell'ambiente vi parlo solamente per dire questo, che è necessario continuare a dare un senso alle parole, perché nessuno vi dirà che è contro l'ambiente. Però ci sono quelli che, e in tanti, tutti insieme ci siamo sforzati di approvare un piano paesaggistico regionale che ha cercato di mettere al sicuro la bellezza del creato, così come l'abbiamo sentita dire stentatamente in quei secondi di video, di mettere al sicuro la bellezza del creato per restituirla anche alle future generazioni, di mettere al sicuro la bellezza del creato perché sia capace anche di assicurarci il piacere di vivere oggi e nel futuro, ma anche la possibilità di creare opportunità di lavoro oggi, ma anche nel futuro, se non lo consumiamo. Beh, rispetto a quell'atteggiamento nei confronti dell'ambiente c'è qualcuno che letteralmente ha detto: perché noi siamo per l'ambiente, ma non per certo ambientalismo downtown. E mi è venuta subito la fotografia di Ceto la Qualunque che dice esattamente la stessa cosa. L'hanno detto in Sardegna. Sembra incredibile, ma hanno le stesse parole di Ceto la Qualunque sul tema dell'ambiente in Sardegna. E allora vale la pena di rialzarsi, continuarsi a impegnare, resistere e fare un passo avanti anche su questi temi. Nell'ambiente, ce lo siamo detti tante volte, su questi temi ci siamo impegnati non solamente sul paesaggio, sulla tutela delle coste, sulla tutela della vocazione agricola delle nostre terre, che nel futuro, come ha detto il sindaco di Orosei, se non c'è neanche un pezzo di terra ad Orosei a cui viene mantenuto la vocazione agricola, ma viene solamente trasformata in case di campagna abusive, nel futuro, quando le guerre si faranno per il cibo, come ci iniziano a dire, quando si faranno non solo per l'acqua ma anche per il cibo, chi
ci darà da mangiare, se non saremo capaci non solo di produrre l'energia di cui abbiamo bisogno, ma nemmeno il cibo, l'alimentazione di cui abbiamo bisogno. Ci siamo occupati di gestione integrata dei rifiuti. Mi preme dirlo, perché in ognuna di queste cose abbiamo fatto dei passi in avanti. Nella gestione integrata dei rifiuti siamo passati dal 4 al 40% di raccolta differenziata. Siamo passati a un progetto chiaro che diminuiva in maniera importantissima, in maniera nettissima, la necessità di discariche in Sardegna e quindi di consumo del terreno, che era capace di diminuire i costi per lo smaltimento dei rifiuti grazie alla capacità di rigenerare il reddito dal riuso, a un progetto che è stato abbandonato, a un progetto di cui non si capisce più il senso, a un acuirsi di problemi dalle parti della Gallura a Olbia, dove non solo in Campania, a Olbia ci sono le ecoballe, di cui prima o poi rischieremo di dovercene occupare con molto ritardo. Da una regione avanzata a una regione in ritardo, da una regione solidale che non solo era andata avanti, ma aveva avuto la possibilità di dare una mano, nella considerazione che siamo un pezzo dello stesso paese, ai problemi della Campania. E dico questa cosa semplicemente perché in questi giorni una signora in ospedale, cioè è sordo, bravo, bravissimo, però questa cosa che stava portando i rifiuti speciali, i rifiuti tossici della Campania. Ma signora, ma chi gliel'ha detto? Lo dicevano tutti, l'hanno detto tutti, lo dicevano al telegiornale, lo dicevano sul giornale. E allora, questa necessità di parlare di più e di parlare meglio e di sforzarsi, perché è con l'inganno che trasformano ogni cosa, è con l'inganno che i buoni comportamenti vengono stravolti, è con l'inganno che poi scelte importanti come quella di votare vengono fatte. E allora termino qui. Vale la pena di continuarsi a impegnare, vale la pena di stare insieme, senza pregiudizi, ma anzi con la fiducia di guardarsi negli occhi e di ripromettersi di lavorare per un progetto comune. Un progetto che non nasce sulle singole personalità, ma un progetto che mette il merito delle questioni, è il merito di un progetto collettivo al centro dello stare assieme. È tutto lì, è tutto qui. Vi sarete accorti che mi sono dimenticato come volevo terminare. Me lo sono ricordato, la volevo finire. Era importante, vi rubo 30 secondi e la dico in fretta. Due cose semplici. Uno, voglio ricordare un'amica conosciuta nella politica, che è mancata qualche giorno fa, si chiamava Battestina Occhioni, di Santa Teresa di Gallura. Non potevo parlare di ambiente senza ricordarla, perché è nata a Capotesta, è nata, è cresciuta, vissuta a Capotesta ed era sempre arrabbiata, gli veniva il mal di pancia contro gli speculatori campidanesi, lei diceva che andavano lì. Ma cos'è questo piano casa? Ma se mi alzo, ma se guarisco, ma se mi alzo vengo a Cagliari, voglio parlare con Gian Valerio Sanna. Diceva, voglio parlare con tutti, perché non è possibile quello che stanno facendo a Capotesta. Bene, anche per lei continueremo questa strada. La seconda cosa
La seconda cosa, mi è capitato di dirlo un'altra volta, possiamo stare assieme e vale la pena di passare serate come queste, anche serate in cui si vede solamente la fatica e non si vedono i risultati. Vale la pena di continuarsi a impegnare. Se sappiamo mettere al centro un grande progetto, un progetto neanche tanto per noi, per il futuro, per i più piccoli di noi, per quelli che verranno dopo, per quelli che ancora non conosciamo eventualmente, ma che verranno, che sono già da qualche parte, sono già nell'aria e aspettano di capire che mondo gli lasceremo, che Sardegna gli lasceremo, che Italia gli lasceremo. Non è molto diverso da quello che ci capitava nel passato, quando i nostri nonni erano già anziani, erano stanchi, non avevano nemmeno il motorino, andavano a piedi e non smettevano di continuare ad andare in campagna per portare a casa, e non smettevano di andare in campagna e continuare a piantare semi, a continuare a piantare alberi di cui non avrebbero mai visto un frutto, ma sapevano che sarebbero arrivati, sapevano che ci sarebbe qualcuno che ne avrebbe goduto e non faceva nulla se per caso quel qualcuno non fossero stati più loro e forse nemmeno i loro figli, ma magari i loro nipoti o magari qualcun altro, e lo facevano per dovere di riconoscenza alla vita, perché per poco che avevano avuto comunque tanto, e noi per poco che abbiamo avuto comunque tantissimo, e qualunque sia la nostra età, non c'è un'età per smettere di impegnarsi, e quantunque non toccherà a noi goderne, ne godrà qualcun altro, e per questo viva la politica e viva lo stare assieme.